questa è una tappa storica, una data storica, un tassello di un mosaico più ampio per la nostra città. Stiamo inaugurando una riqualificata palestra a scuola primaria Saccardo, un adeguamento sismico per un totale di lavori di 486.000 euro, di cui parte PNRR e circa 170.000 euro di risorse comunali. Questo è ripeto, un tassello di un mosaico che prevede riqualificazioni scolastiche per circa 11 milioni di euro anche grazie al PNRR e quasi altri 6 milioni di euro di riqualificazione, di rigenerazione urbana. Fatemi ringraziare tutta la Giunta e i miei consiglieri che hanno raccolto da subito la sfida del PNRR, che è un treno che è passato una volta sola. Ha comportato delle difficoltà ovviamente con un aumento delle materie prime, del costo delle materie prime, ma adesso siamo in procinto di inaugurare in un breve tempo un bel po' di edifici per quanto riguarda adeguamenti sismici di scuole, mense, adeguamenti sismici di palestre, nel massimo rispetto non delle future generazioni ma dei giovani che sono già generazioni protagoniste della nostra città.